ho lanciato il giavellotto a 76 metri dopo aver cominciato la stagione della NCAA, il campionato delle università americane, e questo risultato è arrivato dopo un buonissimo anno di allenamento invernale e dopo aver cominciato piuttosto bene, anche tirando 60, 68 e poi 69 metri 3 volte di fila. Martin Gasparini è un ragazzo di 25 anni di Ruda che ha messo a segno, dopo soli 3 anni che pratica questo sport, il secondo miglior risultato stagionale italiano nel lancio del giavellotto. Ma Martin non è un ragazzo qualsiasi. Nel 2014 è stato il giocatore europeo di baseball più pagato dagli Stati Uniti per firmare con i Kansas City Royals, partendo dai Cervignano Tigers e approdando nelle leghe minori americane. Purtroppo però senza mai arrivare in Major League, e così il giovane atleta si è reinventato con grande successo. Tanto che puoi già pensare, in prospettiva chiaramente, agli assoluti italiani di Ancona, anche se raccontavi c'è un problema con le federazioni. Ah, sì, diciamo che questo è quello che devo cominciare a pensare adesso quando finisce il campionato dell'università. La priorità adesso come adesso è di andare alla conference, ai regionali e nazionali qui negli Stati Uniti. Poi si sono già messi in contatto un paio di squadre per gli assoluti italiani, però devo un po' discutere con i miei allenatori e capire insomma, quali sono le aspettative e quali sono anche le regole per quanto riguarda l'università e i club sia amatoriali che professionistici in Europa. E quindi non so ancora cosa farò alla fine di quest'anno. Perché di fatto tutto quest'anno di formazione per arrivare a questo importantissimo risultato tu l'hai fatto in America. Sì, ho cominciato a tirare il giavellotto l'anno scorso a marzo e poi ho passato tutto l'anno provando a perfezionare la meccanica, che tuttora non è perfetta, però um, ehm, con allenatori dell'università di qua. La prossima settimana avremo le finali di conference della Western Athletic Conference con GCU e poi gli atleti che si saranno qualificati per le regionali andranno in Arkansas a fine maggio per provare a guadagnarsi un posto per le finali nazionali di Eugene, Oregon in giugno. Quindi 2 settimane, poi un'altre 2 settimane, un'altre 2 settimane. A metà giugno avrò finito con i campionati americani e questo se tutto va bene, ovviamente, se non succede qualcosa di inaspettato. E tu arrivi dal baseball. Come sei approdato nel lancio del giavellotto? Io ho giocato a baseball 11 anni della mia vita e ho firmato un contratto professionistico con i Royals. Poi il baseball è uno sport talmente difficile che ci sono tantissime cose che devono andare nella maniera giusta per avere successo e specialmente per arrivare in Major League. Purtroppo la mia carriera del baseball non è andata nella maniera che avrei voluto, però ho comunque guadagnato moltissima esperienza e ho imparato come lavorare e come essere un atleta professionista. Quando mi sono ritirato dal baseball nel 2019, subito ho pensato che volevo andare all'università e provare a utilizzare le mie doti atletiche in un altro sport. E lo sport inizialmente è stata l'atletica leggera. Qualcuno mi ha chiesto se volevo fare il football, qualcuno mi ha chiesto se volevo giocare a pallavolo, però ehm, l'atletica pensavo fosse lo sport più ideale anche perché è molto diverso dagli sport di squadra e volevo provare qualcosa di differente. Sono andato dall'allenatore della squadra, Tom Flood, qui al GCU e gli ho chiesto di darmi un posto in squadra, di farmi provare per un posto in squadra. Io pensavo avrei potuto fare gli sprint, i salti e possibilmente il lancio del giavellotto, ma lui è convinto subito di farmi fare il lancio del giavellotto e probabilmente aveva anche ragione. Quindi da allora sono diventato giavellottista e mi sono praticamente innamorato dello sport. È uno sport molto soddisfacente e tecnico, atletico e penso che sia l'ideale per qualcuno come me. I prossimi obiettivi per quanto riguarda misure, adesso parliamo, quali sono? Discutevo questo con il mio allenatore l'altro giorno, mi dice è facile adesso pensare di voler tirare 80 metri subito, però la verità è che prima di tirare 80 metri devi tirare 70 metri con consistenza. Quindi adesso per la conference
se tiro oltre i 70 metri dovrebbe essere una vittoria abbastanza comoda. E anche per quanto riguarda gli allenamenti, adesso sto pensando di tirare 60 metri alti, se non 70 metri bassi in maniera consistente. Quando vado ai meet, poi è una questione di eseguire il tiro giusto nel momento giusto. Quindi se riesco a tirare dai 70-75 in su in maniera consistente, poi gli 80 metri arriveranno. Tu hai già visto da vicino la nazionale italiana per quanto riguarda il baseball e per quanto riguarda le giovanili. Ci pensi adesso anche per l'atletica? Un pensierino ce l'ho fatto, certamente. Sarebbe qualcosa di veramente speciale indossare la maglia azzurra un'altra volta. E non vedo perché non dovrei almeno impegnarmi e allenarmi con quella prospettiva. Sono ancora abbastanza giovane e un novellino per quanto riguarda l'atletica leggera, quindi penso di avere ancora molto margine di miglioramento e possibilmente questo mi porterà ad avere quell'opportunità. Prospettive di ritorno in Italia o magari anche in Friuli? E questo adesso dipende un po' anche dall'atletica. Diciamo che quando prima pensavo che forse restare negli Stati Uniti a lavorare ed essere coinvolto nel mondo dello sport sarebbe stato molto più facile qua negli Stati Uniti, adesso con l'atletica la prospettiva Italia, magari entrare in qualche club italiano di atletica e partecipare alle competizioni europee diventa qualcosa di un po' più interessante, però ovviamente ho ancora 2 anni di scuola e non è una decisione che posso fare così su 2 piedi.